Da un po' di tempo a questa parte, oltre al lavoro che io faccio con questo signore... Questo signore si chiama Totino. Non so che si chiama, anche se Punccio di là, però so, lo so che ti chiami Totino, è una cosa A parte offensiva mi sta dire dando questo... fastidio sta singolarità che c'hai tu in questo discorso. Poi lavoro con questo signore senza neanche guardarmi, è come a dire Picciottello, lasciamo travagliare, va a tin, ma che? Ma se una regola principale della televisione è quella che bisogna sempre guardare in camera... Ma non puoi dire in camera con questo signore, in questo momento se ti giri non succede niente. Va bene, allora, oltre al lavoro artistico che io faccio con Totino... No, chiamami questo signore, è meglio. So, come te chiamare? Signor Totino. Oh, oltre al lavoro artistico che io faccio, perché quando c'è afferra è peggio di film di quando è animazione, uguale, preciso. Oltre al lavoro artistico che io faccio con il signor Totino, io da un po' di tempo a questa parte, cioè mi viene il fiatone perché sono emozionato, veramente. Da un po' di tempo a questa parte sto provando una nuova esperienza artistica. Vedete, io dentro di me so di essere un cantautore normale, invece il mio maestro mi ha detto, cioè, Toti, tu sei un bravo cantautore, tu un giorno diventerai veramente un grandissimo cantautore. Mi dovete scusare, ho la voce spezzata perché è emozionante per me dire questa cosa qui. E io questa sera, proprio per dimostrarvi l'amore che io provo per voi, che questa sera vi voglio dedicare una canzone che io ho composto, musica e parole. Ma che c'entra e io, Ma che c'entra questo discorso? Come che c'entra? Sto parlando, sto annunciando un mio percorso, ma che tuo percorso? una mia strada. Stai, che ti piace? All'ANAS ti sei impiegato la tua strada. Cioè, oggi nel Facebook, su Facebook c'era scritto nel Facebook, nei social. Nei social c'era scritto Toti e Totino, non è che c'era scritto solo Totino, per cui la gente è qua, è a casa, si aspettano Toti e Totino, non è che vogliono vedere a te che fai Sanremo, non l'ho capito. Sanremo? Ma Sanremo a cantare. Cioè, no, che senza battere. Ma quale Sanremo? No, senza battere. Quale Sanremo? Io voglio fare una canzone. Ma che c'entra una canzone se noi siamo due? Poi scusa, siamo stati un'ora in camerino, perché non mi hai detto che dovevi cantare? Se si parlava in due, si discuteva, se si doveva fare si faceva, se no niente. Ma io l'ho detto al maestro. Ah, vi siete accordati? No, gli ho dato gli accordi e io ho detto, maestro, me la fa una cortesia, poi cortesemente mi accompagna lei. Ma se venisse con me perché te ne chiedi qui? Mi accompagna, devo stare per voce, cavalleria! Mi accompagna col pianoforte! Perché che ha motore è cretino! Deve cantare. Allora questo sai che cos'è? La tua è vastasaria, perché noi ne parlavamo prima. Se si doveva fare si faceva, se non si doveva fare non si faceva. Ma ne parlavamo, non che stiamo litigando come due persone di mezzo alla strada. Cose tu stai facendo. Oh, canta, deve cantare, canta. Signore e signori, Toti Paoli, canta. Aspetta, fermate! Camoria! Questo Toti Paoli. O Cucinigino Paolo, canta. Canta. Allora, io non so quanti di voi... Siete siciliani? Sì, ok. In Sicilia c'è una parola ben chiara, io mi rivolgo anche a quelli che ci vedono in questo momento all'estero, America, Canada, Australia, in Sicilia c'è una parola chiarissima che è miria. L'invidia non c'entra niente. Quella sua è una L'invidia non c'entra niente. Sì, tu sei tu che stai facendo le cose senza che io ne sapevo niente. Io non sono invidioso di nessuno. Sapete che vuol dire miria? Sì, okay, sì. Ma tu non è che c'hai una miria normale. Non è che tu c'hai una miria uguale a quella di questi signori. La tua miria è una miria speciale, perché tu hai una miria con 4M. Sì, perché la tua miria è una miria di 4M ed è Ora invece tutti noi
tutti quelli che siamo qua vedremo e sentiremo come minchia canta tu ora vedremo, no? Veramente. Mi fa dire pure parolacce che io non ne voglio dire. Vabbè, guarda, che ormai è nel vocabolario italiano. Allora, io canzone vi ho promesso e canzone vi canto. La canzone l'ho composta io, musica e parole. Si chiama Buonasera. So bene, Rick. Pensate che ho impiegato 6 mesi per scrivere le musiche e 6 mesi per scrivere le parole. Dante Alighieri confronto a lui era nessuno. Quello in 2 settimane scrisse Inferno, Purgatorio e Paradiso e rivisciò pure. Lui 6 mesi per scrivere le parole. Certo, perché le mie parole io le ho pensate, le ho ragionate. Bravo. Ignorante e invidioso. Vabbè. E comunque, canzone è e canzone io vi voglio dedicare. Vabbè. Scusatemi, prendo gli accordi col maestro e sono subito da voi. Maestro, cortesemente, le volevo chiedere. Totti, fatti controllare la convergenza, picchiali.